La giunta comunale monocolore di Favara è giunta al termine della sua esperienza amministrativa. Dare una risposta a questo quesito non è ancora possibile, almeno fino a domani, quando si conosceranno gli esiti della riunione operativa del movimento politico cittadino di Futura Libertà prevista per oggi. Il dialogo tra il sindaco e gli esponenti del suo partito sembrerebbero alle corde. I primi segnali si erano manifestati nel corso delle recenti sedute del Consiglio Comunale, dove lo stesso primo cittadino è stato più volte attaccato e mai difeso da nessun esponente finiano. Alla luce dei nuovi scenari politici della regione, che proprio ieri a Palermo hanno visto nascere il nuovo polo formato da MPA, UDC, API ed appunto FLI, quali saranno i risvolti in una città come Favara, il cui governo cittadino è al momento espressione politica di Futura Libertà? L'accordo siglato tra i coordinatori regionali dei medesimi partiti sarebbe nato con la volontà di affrontare insieme le prossime elezioni amministrative in Sicilia. Quindi la probabile formazione di una quinta giunta Russello da chi deve essere formata. Si rispetterà l'accordo del nuovo polo con l'ingresso in giunta dei partiti che lo compongono? O Russello, che aveva formato la sua quarta giunta lo scorso 23 settembre, stanco delle continue interruzioni politiche della legislatura, si dimetterà restituendo la parola agli elettori? Noi in merito abbiamo voluto sentire l'opinione dei deputati regionali Bosco e Di Mauro. Il coordinatore provinciale del PDL ribadisce il ruolo di opposizione del suo partito nei confronti del sindaco Russello. Da Favara arrivano notizie circa una crisi della quarta giunta Russello che potrebbe vedere appunto la formazione di un'altra giunta. Sì, io con il Popolo della Libertà, il mio partito a Favara fa opposizione ormai da anni. Se così dovesse essere, che c'è una nuova crisi politica a livello locale a Favara, sarebbe un'ennesima iattura per la città di Favara, una grandissima responsabilità da parte del sindaco in primis. Mi auguro che non sia così, perché la città ancora aspetta risposte, aspetta che questa amministrazione sia in grado di affrontare le emergenze problemi che ci sono in città, e quindi una nuova crisi chiaramente significherebbe ancora una volta ritrovarci dinanzi ad un sindaco che cambia e ricambia gli assessori con quello che ne deriva, con gente che deve ricominciare da capo il lavoro che magari si era avviato, sempre che si sia avviato del lavoro. Sarebbe veramente una grande iattura per questa amministrazione. Io lavoro per cercare di ricostruire un quadro politico fatto da gente che realmente voglia spendersi per la città parecchie ore al giorno, fermo restando che è sempre stata presente la mia disponibilità nei confronti dell'amministrazione, perché l'ho sempre incalzata e invitata a dirmi cosa stava preparando, quali progetti c'erano in cantiere per la città di Favara. Il problema è che ancora nessuno ci ha spiegato quali iter amministrativi progettuali sono stati avviati. La mia disponibilità da parlamentare regionale favarese rimane immutata. Sull'ipotesi che l'MPA possa entrare nella quinta giunta Russello non arrivano né conferme né smentite dall'ex assessore regionale Di Mauro. Quando ci saranno fatti politici come le dimissioni o comunque tavoli con cui ragionare, proprio all'insegna di quel meccanismo che dicevo poc'anzi, stare assieme, fare sistema per cercare di non dividerci per avvantaggiare intanto le altre province, ma cercare di essere tutti pronti a utilizzare le risorse europee al massimo delle possibilità di questo nostro territorio. Mancare un'occasione come quella di utilizzare fondi comunitari è un delitto per chi amministra e per questa nostra comunità.